Siamo a Verona, dove è in corso l'incontro per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, presenti il viceministro per le infrastrutture Morelli con i presidenti delle regioni interessate. Per il Veneto c'è Luca Zaia. Tra pochissimo alle 12.30 inizierà negli uffici della Fiera di Verona un incontro convocato dal vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli per discutere gli interventi funzionali ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, un grande evento che interessa le regioni del Veneto e della Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano per le gare previste in Val Pusteria. Il costo stimato delle opere olimpiche è di 1.200 milioni, di cui 900 milioni a carico del Comitato Olimpico Internazionale e 300 milioni a carico di regioni ed enti locali. A ciò il Ministero dei Trasporti, con la legge di bilancio 2020, ha voluto aggiungere 1 miliardo per interventi infrastrutturali attesi da tempo e che andranno a migliorare la viabilità anche per il futuro. In Veneto, tra le opere maggiori, c'è la strada urbana in località Gilardona Cortina, ma anche risorse per la pedemontana e per il collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Centrale la tempistica: per non arrivare tardi occorre approvare le autorizzazioni in 2 anni e aprire i cantieri al massimo nel 2023. Da Verona, Davide Piriocos, TGR Veneto.